Rosero, complimenti alla sua formazione per la prestazione di oggi, una squadra che era riuscita a ribattere tutte le occasioni, tutte le volte che la Vibonese era riuscita ad arrivare pericolosamente nella sua area di rigore. Purtroppo però il gol è arrivato da un errore, l'unico errore della sua difesa. Ma errore, io vorrei capire chi ha fatto l'errore, perché l'ha presa con le mani, però al di là di questo siamo arrabbiati, siamo delusi, perché ancora una volta c'è stata una grandissima prestazione. Veniamo da un mercoledì turbolento, che è stato difficile assorbire, una partita, un derby sentito, dicevamo, tanti episodi dall'angolo del 2-2 al 3-2, della punizione fischiata e non fischiata, oggi l'espulsione dell'attaccante del centrale difensivo quando il nostro attaccante andava in porta ultimo uomo, dal gol, però concentrarsi su questo fa male, perché i ragazzi oggi veramente hanno dato tutto. Noi è una struttura che paghiamo, le 3 partite in settimana li paghiamo, però oggi hanno dato veramente, sono orgoglioso di questi uomini, ancora una volta sono andati oltre le loro possibilità energetiche, fisiche, perché volevamo uscire, volevamo portare punta a casa. Uscire indenni da Vibo non è facile per nessuno e noi ci stavamo riuscendo, fa male, però devo fare solamente i complimenti a questi uomini che ancora una volta hanno dimostrato che se la possono giocare con tutti a viso aperto. È stata una partita complessa, un primo tempo abbastanza equilibrato, e poi ovviamente sono gli episodi a decidere le gare, come quello che è successo sul finale, ma si è vista una squadra ben quadrata. Ovviamente avete un calendario difficile in questo periodo e quindi forse le forze un po' sono venute a mancare nel finale. Ma sicuramente sì, non è facile affrontare la Nizza e la Vibonese dopo 3 giorni, o il Milazzo la domenica precedente. Credo che sono avversari che ti strongano, ti fanno, cioè, sono avversari che ti mettono in difficoltà anche fisica, perché noi abbiamo questa mentalità, questa è attaccare alti, questa è attaccare uno contro uno, ci vogliono energie, ci vogliono ricambi. Però oggi i ragazzi sono andati oltre le loro potenzialità, le loro forze, perché eravamo arrabbiati che mercoledì siamo usciti senza punti. Oggi ancora una volta ci mangiamo, siamo delusi, siamo arrabbiati, siamo stanchi, perché ancora una volta certe letture non sono state a nostro favore, però che devo fare solamente, io mi preoccuperò solamente quando la mia squadra non correrà, non giocherà, non tirerà in porta. Questo sarà un pensiero negativo oggi, che devo dire, ragazzi, non posso fare solamente i complimenti.